Il maltempo di questo maggio anomalo potrebbe aver condizionato le rilevazioni della centralina ARPAV posizionata in piazza Donatori di Sangue a Conselve, proprio davanti all'area delle distillerie Bonollo. Per questo l'ente ha deciso di prolungare la campagna di monitoraggio fino al 12 giugno. L'ARPAV infatti vuole ottenere dati più completi da analizzare. Il rapporto critico tra gli impianti della nota distilleria e i residenti va avanti ormai da anni. Negli ultimi mesi però i cittadini di Conselve avevano rilevato odori più forti e più volte avevano segnalato ai carabinieri grosse fumate, nonché strati di polvere nera depositata su muri e balconi. I residenti si dicono preoccupati dopo aver letto la relazione dell'ARPAV sul monitoraggio del periodo invernale. Tra dicembre e gennaio i dati su PM10 e policiclici presentavano picchi elevatissimi. Oltre alle polveri, ARPAV ha rilevato le sostanze organiche volatili. A Conselve ci sono diversi valori sopra la soglia olfattiva, come l'acetaldeide. Per questo si vuole approfondire le analisi che dureranno fino al 12 giugno. La preoccupazione resta tra i residenti, anche perché i dati dell'ultimo periodo evidenziano livelli alti di concentrazione nonostante i venti abbiano spinto i fumi della distilleria lontano dai sensori della centralina ARPAV.